Però ci è capitata anche un'altra cosa che forse è quella più bella che si vede da sta sala qua, insomma, che è diventato un atto di comunità, cioè non abbiamo più 300 persone che vengono a correre e uno staff di chissà dove che viene a organizzare la corsa. Il prossimo anno probabilmente saremo 60-70 volontari che badano a 300 persone, quindi quasi il rapporto è 1 a 2, ma soprattutto abbiamo 70 persone di qui che sfruttano le loro ferie, i loro permessi, per 3 giorni dormono poco, per puro divertimento e ovviamente anche per l'orgoglio di far vedere questo territorio dove vivono, abitano, sono nati e lavorano tutti i giorni. Quindi questo, secondo me, in questo momento è il più grande successo di questa operazione. E dal punto di vista tecnico invece abbiamo deciso, come l'anno scorso, di presentare l'Epica dell'Acqua oggi, perché è la giornata mondiale dell'acqua e perché mancano 200 giorni all'evento. Oggi si sono aperte ufficialmente le iscrizioni, l'abbiamo battezzato il Click Day e abbiamo già avuto in queste poche ore una ventina di iscritti, ma altrettanto arrabbiati perché trovavano il sito fuori uso e quindi non sono riusciti a scrivere, quindi abbiamo creato una bella ansia. E la formula più o meno è sempre la stessa: 100 km fra i 97 e i 102 km, scusa, 100 km che poi diventano tra i 97 e i 102, dipende dal meteo, dipende da un sacco di cose. E la corsa, l'accoglienza è sempre il giovedì, si svolgerà, scusate, dal 17, 18 e 19 ottobre. L'accoglienza è il giorno prima a Gorino Sullam, quindi immaginatevi, tutti voi lo conoscete, Gorino Sullam avrà 40 abitanti, 50 forse residenti, e quella giornata lì ce ne saranno 300 che girano a vario titolo a ritirare i pettorali, i pacchi gara e cose del genere con i prodotti locali. E il giorno seguente, il venerdì 17, per non essere scaramantici, partiamo dal ponte di barche tra Gorino Sullam e Santa Giulia, Sacca degli Scardovari, Oasi di Camello, Isola di Polesine Camerini, e torniamo e arriviamo a Cabonelli, che è un posto che abbiamo amato tantissimo, e vedo qui il rappresentante che ringrazia di Cabonelli, che ci ha accolto e ci ha aperto le porte. Il giorno seguente con un mezzo arriviamo a Boccasette, da lì altro ponte di barche, argini, fiumi, attraversamento con un traghetto tra Porto Levante e Albarella, e entriamo nell'isola di Albarella, e per questo ringrazio Mauro Rosati che è qui e dopo gli passo la parola, perché anche l'accoglienza lì fin dall'inizio è stata facile, è stata un'intesa naturale con le organizzazioni dell'isola di Albarella. Il giorno seguente partiremo dall'isola, ma facendo le valli, l'argine del fiume Adige fino alla sua foce, un po' di spiaggia, so che è stata molto amata l'anno scorso, un po' di spiaggia, un po' di... ho ancora i messaggi del telefono, e arriviamo, però quest'anno stiamo lavorando per arrivare non più, forse, speriamo, alla biglietteria del giardino botanico, ma alla caserma dei pompieri di fianco. Stiamo ragionando con la locale caserma dei pompieri, quindi la formula resta la stessa, le distanze sono uguali e anche le modalità di iscrizione, cioè abbiamo 79 posti disponibili per la full experience, cioè coloro che mangiano, bevono, dormono con noi e assistono alle cose che organizzeremo, tra spettacoli, concerti serali e cose di questo genere. Abbiamo un centinaio di posti per la solo corsa, significa persone che corrono con noi la mattina, raggiungendo la partenza con i mezzi che mettiamo a disposizione per evitare traffico, per evitare strade troppo trafficate, e abbiamo un altro centinaio di disponibilità per la terza tappa, quindi chi vuole iscriversi e fare solo, e fare gli ultimi 33 km, che non è proprio una passeggiata. Quello che vi dicevo prima, cioè l'esperienza di questa occasione qua anche è la sottolineatura che quella dell'Epica dell'Acqua è diventata un'esperienza politica, perché riguarda una polis, ed è quella che vediamo qua, etica, perché uno dei capisaldi è, per chi io rappresento, cioè l'associazione degli epici, con tutti i volontari, l'aspetto etico, cioè il rispetto del lavoro e il rispetto anche e l'inclusione, quindi il desiderio di inclusione. E come appunto poi avete visto, chi fa l'epica sa che le medaglie le preparano quei signori che sono là seduti da qualche parte
dei piccoli minori e anche i vari pasti. Probabilmente a questo punto senza di loro non si fa neanche 1 chilometro, quindi meglio dirceli subito chiaramente queste cose qua. E è un'esperienza poetica, perché di sportivo c'è tanto, c'è da usare le gambe, però l'abbiamo visto anche che c'è da usare anche tanto cuore per fare l'epica dell'acqua, quindi non è una corsa competitiva, non facciamo la classifica, non c'è cronometro, non abbiamo ansia da prestazioni sui minuti e i secondi in più o in meno. Ci importa poco, a noi ci importa quando si arriva con le braccia alzate in cielo all'ultima tappa e noi siamo ripagati da questo, quindi il primo viene festeggiato come l'ultimo, anzi quando arriva l'ultimo a Porto Caleri si inizia la vera festa.